Buonasera e bentornati all'appuntamento settimanale con Secondo Noi. Questa sera ci occupiamo del tema dell'imprenditoria. La Regione Friuli Venezia Giulia, accanto agli interventi rivolti all'industria, alle imprese strutturate esistenti da tempo sul mercato, si rivolge anche a dei giovani che hanno dei progetti imprenditoriali, a giovani professionisti, alla loro formazione e all'imprenditoria giovanile. In sostanza ci occupiamo del concetto e del tema dell'autoimprenditorialità, ne parliamo con il consigliere regionale del Partito Democratico Ennio Agnola, buonasera. Buonasera a voi. Anche vicepresidente della Commissione Attività Produttive, anticamera di tutte quelle che sono le norme che si interessano appunto di questo settore. Quindi dicevamo, autoimprenditorialità, come crearsi un lavoro, e in che modo interviene la Regione e qual è la sfera appunto di interesse. Cominciamo a dire che può essere anche usato uno slogan, che il posto più sicuro è quello che uno si costruisce da sé, perché a parte quei pochissimi che vengono assunti nella pubblica amministrazione a tempo indeterminato, per tutti gli altri il destino del proprio lavoro è legato all'andamento dell'azienda dove sono impegnati. Noi invece consideriamo, ed ci sono una serie di provvedimenti costanti in tutta questa legislatura, di sostenere e incoraggiare e aiutare concretamente coloro i quali si sentono di misurarsi con la loro capacità di fare un lavoro, di fare un mestiere, di avviare una professione. E quindi la autoimprenditorialità, e adesso proprio in questo periodo c'è la coincidenza di 3 misure che riguardano i giovani in generale, riguardano le donne e riguardano i professionisti, cioè coloro i quali fanno un'attività di tipo intellettuale. Bene, allora andiamo per ordine, partiamo dalla valorizzazione dell'impresa, dell'imprenditoria giovanile. Come funziona il servizio che la Regione offre e a chi è rivolto nello specifico? Allora, cominciamo a dire che per la nostra Regione i giovani sono quelli fino a 35 anni, quindi bisogna, per rientrare in questa norma, faccio una precisazione, e vale anche per il sistema femminile. Noi per esempio, per quanto riguarda le imprese artigiane, tutti coloro che iniziano un'attività artigiana, in questi 5 anni sono sempre stati sostenuti attraverso un contributo, per il solo fatto che iniziano l'attività indipendentemente dal genere e indipendentemente dall'età. Qui noi invece abbiamo 2 provvedimenti che riguardano il settore dei giovani, ripeto, fino a 35 anni, e le donne. Perché donne e giovani? Perché sono quei 2 settori di genere, uno è legato all'età, l'altro che hanno più difficoltà, e quindi il sistema pubblico interviene a sostenere chi è il soggetto più debole, in questo caso donne e giovani. Bene, quindi 36 mesi di età, diciamo, dell'impresa è uno dei requisiti per presentare. Ecco, donne è facile comprendere chi è una donna, il giovane fino a 35 anni. L'inizio dell'attività viene considerato dal punto di vista del sostegno che nei primi 3 anni uno si trova nella condizione di inizio della propria attività, quindi gli investimenti che saranno sostenuti attraverso il contributo pubblico riguardano i primi 3 anni di attività, ed inoltre, siccome parliamo sempre di nuove iniziative, uno può avere anche non ancora iniziato, ma deve impegnarsi a farlo entro 3 mesi. Un progetto di imprenditorialità. Vediamo in sovraimpressione, ci sono le immagini del sito della Regione dove si trovano una serie di nozioni, informazioni, e anche dove si trovano i bandi. In questo caso la domanda a chi va rivolta? Qual è il soggetto primo interlocutore per ricevere questi sostegni? Ecco, allora noi quando parliamo di imprenditoria giovanile e femminile, i riferimenti sono le Camere di Commercio. Quindi queste informazioni si trovano sul sito della Regione, come adesso state vedendo, oppure andando su quelli delle Camere di Commercio, che sono le 4 Camere di Commercio, al momento sono ancora 4 nella nostra Regione, e lì si trovano tutte le informazioni e le modalità di presentazione. Quello giovanile, tra l'altro, scade il 28 di novembre. Il bando giovanile. Ecco, perché c'è un termine di presentare le domande. E quello invece di imprenditoria femminile il 7 dicembre. Quindi parliamo di situazioni che sono in corso
e quindi bisogna stare attenti, seguire. Il consiglio è sempre quello, e riguarda evidentemente chi ha un progetto o ha iniziato un'attività imprenditoriale giovanile fino a 35 anni e femminile negli ultimi 3 anni, e che l'ha ovviamente in corso, di parlare ovviamente con la propria associazione di categoria, con il proprio commercialista, perché ci sono poi una serie di cose da preparare, e di consultare i servizi regionali e quelli della Camera di Commercio. Ecco, si tratta di una novità introdotta in questa legislatura e se sì, in che modo è avvenuto un cambiamento rispetto alla situazione pregressa? Allora, per quanto riguarda l'imprenditoria giovanile e femminile, ci sono state esperienze anche in periodi precedenti, e adesso erano ferme da almeno 3 anni e adesso vengono riproposte, sono state ulteriormente finanziate nell'ambito delle risorse messe con la precedente finanziaria. Mentre invece i sostegni alle attività professionali, pure, quelle sono una novità assoluta di questa legislatura. Ecco, allora, visto che ha accennato e quindi introduciamo il discorso della questione dei professionisti. Allora, la Regione sostiene i progetti di imprenditoria giovanile, sostiene anche la formazione dei professionisti, ecco, che sia essa associata singolarmente. Ecco, abituiamoci a usare le parole che, diciamo così, sono le più corrette. Quando noi parliamo di professionisti, parliamo di soggetti diversi dagli imprenditori. Chi sono gli imprenditori? Sono quelli che si iscrivono alla Camera di Commercio, artigiani, industriali, commercianti, agenti di commercio, agricoltori, quelli sono tutti imprenditori. I professionisti invece non si iscrivono alla Camera di Commercio e sono quelli o iscritti agli ordini avvocati, commercialisti, medici, infermieri, oppure quelli che non hanno un albo, e noi tuteliamo anche quelli, che sono i consulenti, altre categorie, in qualche modo disegnatori, che non hanno un albo. Noi garantiamo a entrambi, nei primi 3 anni di esercizio dell'attività, qui il supporto non è la Camera di Commercio, perché appunto questi non sono iscritti alla Camera di Commercio, okay, è un canale differente. E hanno diritto, per esempio, questi a un massimo di contributo di 20.000 euro nell'ambito del primo triennio, e questi fanno le domande alla direzione del lavoro. Quindi qui bisogna andare esclusivamente sul sito della Regione, nella sezione lavoro, e si trovano tutte le istruzioni per il sostegno alla formazione e alla creazione di professionisti, lavoratori intellettuali. Che tipo di formazione, che cosa sostiene questo allora, aiuto? questo vale, diciamo così, per fare un po' un riepilogo, il principio qual è? Che il prestatore professionale, generalmente, diversamente dall'artigiano, dall'industriale o dal commerciante, non ha grandi strumenti di lavoro che sono sia computer, arredamenti, allestimenti, programmi informatici. Vengono sostenute tutte queste spese, le spese anche di avvio di attività, quindi del commercialista, di un consulente del lavoro. Tutte queste spese vengono supportate nella misura del 50% e possono anche essere chieste a più riprese, perché il principio qual è? È quello che spesso uno che inizia l'attività ha un programma nel triennio crescente, nel senso che alcune spese le sostiene in un momento, alcune altre in un altro momento, perché proprio per sua natura dipende anche dobbiamo collocarci sempre di chi inizia un'attività avendo 1000 incognite, per cui abbiamo portato il termine per considerare lo spazio degli investimenti per tutti questi interventi nei primi 3 anni, perché dire come si faceva un tempo nel primo anno o addirittura nei primi 6 mesi, uno aspetta comprensibilmente di vedere come va l'attività per programmare i propri investimenti anche in base a quelle che sono le entrate. La Regione ha fatto una distinzione tra la formazione tout court e la formazione dei giovani professionisti all'estero. Esatto, questo c'è sempre un po' una visione oggi molto reclamizzata e enfatizzata, che è quella l'obiettivo qual è? Noi vogliamo che i nostri ragazzi vadano all'estero. L'idea della fuga dei cervelli, questo linguaggio che viene usato, è una vera fuga solo se è una fuga irreversibile, mentre noi immaginiamo che un rientro. Anzi, uno deve andare, io penso che addirittura
oggi che la gente può muoversi con libertà, sicurezza, collegamenti costanti con la famiglia, un'esperienza all'estero è addirittura doverosa e salutare, però per tornare, quindi noi sosteniamo i nostri ragazzi che vanno all'estero perché tornino nella nostra regione e arricchire l'offerta professionale e in qualche modo dare una spinta in più, perché ricordiamo sempre che il professionista è un soggetto generalmente al servizio poi del mondo dell'imprenditoria. Quindi per chi fa formazione all'estero che tipo di spese sono sostenibili? Sono tutte quelle legate si cerca sempre di distinguere le spese e non sono sostenibili quelli di albergaggio e soggiorno, mentre lo sono tutte quelle legate in qualche modo all'apprendimento e anche tutto il circuito. Ovviamente si cerca in queste cose di non sostenere quello che può essere interpretato come ovviamente una vacanza. Ecco. Ci sono quindi le spese di alberghi e quant'altro, quelle devono essere collegati a momenti veri di apprendimento. Ecco, aggiungo anche che per quanto riguarda, tornando un momentino a giovani e donne, negli interventi ci sono anche gli adeguamenti di fabbricati che non riguardano ovviamente i liberi professionisti e anche gli automezzi che spesso, quando sono ovviamente esclusivamente destinati all'attività. C'è un massimale per quanto riguarda i giovani che è di 70.000 euro di contributo a fronte di 140.000 di investimento, e questo si riduce per l'imprenditoria giovanile. C'è anche una graduatoria in base a alcune caratteristiche, ma sono tutte cose che chi si avvicina, e quindi rivolto, ripeto, a tutti quelli che hanno iniziato un'attività imprenditoriale negli ultimi 3 anni o che hanno intenzione di farlo, e i professionisti che nei prossimi 3 anni o che hanno già iniziato immaginano di costruirsi un lavoro. Bene, io ringrazio il consigliere regionale del Partito Democratico Ennio Agnola per averci illustrato quelli che sono gli interventi a favore dell'autoimprenditorialità giovanile e femminile. Ringrazio tutti voi da casa per l'attenzione. L'appuntamento è la prossima settimana, stesso giorno, stessa ora. Buonasera. Buonasera a tutti.